Recitiamo i secondi vespri della prima domenica di Quaresima. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, conceda ai penitenti la grazia del perdono. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Adora il Signore tuo Dio, sii fedele a Lui solo. Oracolo del Signore, al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende, Signore, da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adora il Signore tuo Dio, sii fedele a Lui solo. Ecco il tempo della grazia, ecco i giorni della salvezza. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco il tempo della grazia, ecco i giorni della salvezza. Ora saliamo a Gerusalemme, si compiranno nel Figlio dell'uomo le parole dei profeti. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta. Ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora saliamo a Gerusalemme, si compiranno nel Figlio dell'uomo le parole dei profeti. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Lampada ai miei passi è la tua parola. Lampada ai miei passi è la tua parola. Luce sul mio cammino. È la tua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lampada ai miei passi è la tua parola. Veglia su di noi, o Salvatore, salvaci dalle tentazioni del maligno, poiché tu sei il nostro aiuto per sempre. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veglia su di noi, o Salvatore, salvaci dalle tentazioni del maligno, poiché tu sei il nostro aiuto per sempre. Lode a Dio Padre che per mezzo del suo Verbo, fatto uomo, ci ha rigenerati ad una vita incorruttibile. Animati da questa fede, diciamo umilmente: Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera che ti rivolgiamo per la tua famiglia sparsa su tutta la terra. Fa che senta la fame della tua parola più che del cibo che nutre la vita corporale. Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comunità, ma tutti gli uomini. Nello spirito del discorso della montagna. Guarda i catecumeni che attendono il battesimo. Fa che diventino pietre vive e scelte della tua Chiesa. Tu che mediante la predicazione di Giona hai convertito gli abitanti di Ninive. Trasformi il cuore dei peccatori con la misteriosa forza della tua parola. Conforta i morenti con la speranza di incontrare il volto mite e festoso del Salvatore. E di godere la sua visione eterna in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo una decina del Santo Rosario. Nel primo mistero glorioso Gesù risorge da morte.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, sia lodato e ringraziato in ogni momento. Madonna di Lourdes, Madonna di Fatima, San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Sia lodato Gesù Cristo. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amor, tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. Camminerò, camminerò
per sempre insieme a te, per sempre insieme a te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. In questa celebrazione preghiamo per Padre Lorenzo da Montecalvo e siamo all'inizio del cammino quaresimale, tempo di lotta contro il male e di conversione, ma nulla potremo se prima Gesù Cristo non avesse già vinto per noi. Dunque, carissimi, Gesù Cristo è giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e coi vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guidi i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza, rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Si trovano le versioni espanse del Vangelo che abbiamo ascoltato nei Vangeli secondo Matteo, capitolo 4, versetto 1 fino a 11, e secondo Luca, capitolo 4, versetto 1 fino a 13. Gesù va nel deserto e si presenta Satana con le 3 tentazioni che più avanti elenco, ma noi nel deserto spirituale troviamo Gesù. Il deserto per noi è un luogo raccolto dove c'è silenzio e si respira santa spiritualità. Il deserto non è un luogo che evoca solo esperienza negativa, ma rivela anche aspetti positivi. È il luogo della prova, così come lo è stato per Israele e ora lo è per Gesù. Ritirarsi per alcune ore o dalla mattina alla sera in un luogo silenzioso, meglio se è un luogo sacro, è determinante per chi vuole avvicinarsi sempre più a Gesù. È determinante restare vicini a Gesù. Non lasciatevi ingannare dalle tentazioni maligne che creano paure.
potete capire che sono inganni di Satana. Più ci avviciniamo a Gesù e alla Madonna, più deboli diventano i diavoli nel tentarci. Se diventiamo forti nella fede, schiacciamo i diavoli con una sola Ave Maria e sono costretti ad allontanarsi da noi, anche se poi ritornano per tentare nuovamente. E le nostre ulteriori preghiere li sbilanciano e li fanno scappare. Le 3 tentazioni che Satana presenta a Gesù continua a presentarle a tutti noi e nessuno ne è escluso. Tentano di sedurre ogni uomo al male e sono le sue migliori armi di perdizione per far crollare tutti gli esseri umani, a cominciare dai cristiani, e senza risparmiare anche noi sacerdoti. Le tentazioni fatte dai diavoli mirano a mettere in secondo piano il primato di Dio per sostituirli con ogni genere di vizio e di peccato. Nessuno vince Satana e le sue astuzie se non conduce una buona vita spirituale, se non rimane vicino a Gesù e alla Madonna. La prima tentazione di Satana riguarda le richieste della carne, quindi i piaceri carnali dell'uomo. La seconda tentazione di Satana riguarda l'orgoglio, quindi il successo e i poteri mondani. Si vince questa tentazione con le virtù della povertà. Occorre vivere la beatitudine, forse meno compresse, e che ripropongo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È la beatitudine più nota, ma anche la più sminuita e mortificata. Non è un elogio alla povertà materiale, non è assolutamente questa la spiegazione. Gesù parla dei poveri in spirito, è tutta altra cosa. È vero che i più poveri sono maggiormente disponibili ad accogliere Gesù, ma qui non viene elogiata la povertà. Gesù vuole che ogni essere umano vive dignitosamente. Più che ad uno stato di povertà materiale, Gesù in questa beatitudine ci indica un atteggiamento. Per i poveri si intende quelli che domandano a Dio ciò che necessita per la loro vita. Non è tanto l'uomo che non possiede un bene materiale e lo desidera. Gesù qui carica il concetto di povertà di un significato spirituale, esprime un atteggiamento di umiltà, di attesa, di chi si mette alla ricerca del soccorso divino. I poveri cui Gesù rivolge, i poveri della prima beatitudine, sono i poveri che, a differenza dei ricchi, non ripongono fiducia in se stessi o in ciò che posseggono, ma in Dio. Da Lui attendono e da Lui ricevono gli insegnamenti del Vangelo. Sono coloro che non hanno nulla da pretendere davanti a Dio e sono disponibili alla Sua parola. La povertà in spirito è l'atteggiamento di umiltà e di una povertà accettata dinanzi a Dio. E la povertà materiale rappresenta solo il segno esteriore. La terza tentazione di Satana riguarda la cupidigia, la brama di possedere beni e ricchezza.
rappresenta ogni forma di desiderio impulsivo e scandaloso, dettato dal sentimento instabile e non controllato dalla fede, quasi sempre non controllato neanche dalla retta ragione. Questa terza tentazione rappresenta l'autonomia dal volere divino e si vince esclusivamente con la virtù dell'obbedienza. Questo schema ternario delle tre tentazioni è alla base della triplice rinuncia o promessa battesimale rinnovata durante la veglia pasquale. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, aiutaci nella vera conversione in questo periodo di Quaresima. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, come Gesù che prega il Padre nel deserto, ci affidiamo a colui che ci può liberare da ogni male. Diciamo insieme: Padre misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, perché annuncia a coloro che lottano contro la violenza e la discordia la Pasqua del Signore, che vince il male del mondo con la potenza della sua risurrezione, preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per coloro che lottano contro le mafie, la corruzione del potere, il traffico di esseri umani e tutte le opere del principe delle tenebre, perché servendo il Vangelo portino all'umanità sfigurata la vittoria della croce di Gesù. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per quanti si sentono scoraggiati e senza forza per affrontare le prove della vita, perché in Cristo e nel suo regno trovino il conforto
e la forza per vincere la tentazione della disperazione. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per noi qui riuniti, perché obbedienti alla parola e nutriti dall'Eucaristia, attingiamo da Cristo, vincitore del maligno, la forza per vincere le seduzioni del mondo e dei suoi idoli. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo presentato la nostra preghiera. Accoglila, esaudicila, secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Credo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e con tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e vincendo le insidie dell'antico tentatore ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo,
Santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode di ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice, ti rese grazia con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi
di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, noi
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che vengo a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. San Michele Arcangelo, nel combattimento sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, oh Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegna ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Dio, Padre misericordioso, concede a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Primo fiore di santità, il Signore vive in te, splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvatore. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ricordo gli avvisi. Dal lunedì al sabato alle 9:30 Santa Messa, a seguire Santo Rosario. Domani sera ore 20 le preghiere guarigione e liberazione, mercoledì sera e venerdì sera ore 20 la messa di guarigione. Leggete tanto le catechesi che servono a crescere spiritualmente, mi raccomando, rileggetele, perché sennò non le potete capire, che il demonio fa di tutto per non farvele ascoltare, non farvele leggere. Mi raccomando, ci sono alcuni passi che veramente vi devono entrare in testa, e se non vi entrano c'è qualcosa che non va. Bene, allora vanno rilette, che quando le leggete cominciate a capire la catechesi 3-4 volte. Se proprio non riuscite a leggerle, ascoltatele, abbiamo messo che si ascoltano. Bene? Ricordo, come sapete tutti, abbiamo avuto un incendio di là, ecco, la gente ci chiama da casa, ma i telefoni non funzionano, ricordate, siamo senza telefono, telefonate sui telefonini, non quello fisso che non funziona, mi raccomando, tantissimi si lamentano che non rispondiamo al telefono, ma non possiamo rispondere, il telefono non c'è, chiamate sui nostri telefonini, mi raccomando, perché il telefono per ora non funziona all'associazione. Abbiamo avuto un incendio, ho spiegato l'altra volta, e ringrazio tutte le persone che ci hanno mandato offerte finora, veramente un grazie di vero cuore a tutti, quelli presenti e quelli a casa. È iniziata la Quaresima, mi raccomando, fate qualche fioretto, va bene? Uno dice, io posso fare questo, fate quello che volete, però dovete rispettarlo. Se io dico non mangio il cioccolato, faccio un esempio, e poi vado a mangiare il cioccolato, è sbagliato, mi devo confessare subito, perché la penitenza non l'ho fatta. Mi raccomando che il demonio è astuto, poi ti fa dimenticare certe cose, e nel giorno in cui non dovresti mangiare il cioccolato lo mangi. Faccio un esempio, no? Uno vuole fare digiuno, il mercoledì, il venerdì, o il venerdì solo, o il mercoledì solo, pane e acqua, eccetera. Bisogna farlo,
Cioè se uno fa un fioretto, farlo fino a Pasqua, altrimenti è inutile che lo fa, non ha senso farlo, o lo prendi come una cosa seria o altrimenti non farlo, altrimenti è meglio non farlo. Okay? Se io voglio fare un fioretto, qualsiasi cosa, qualsiasi fioretto, va sempre bene, qualsiasi. Uno si deve mettere in testa, io voglio fare questo, parla col Signore e glielo dice a Lui, non deve dirmelo a me, al Signore, parlate al Signore che Lui ascolta tutti, ricordatevelo. È lì nel tabernacolo, è dimenticato da tutti, quasi tutti, nessuno si ricorda più che c'è Gesù Cristo nel tabernacolo per chiedere le cose. E lui risponde sempre. Ricordate, non vado un altro, risponde sempre. Però bisogna chiedere. Lui ha detto chiedete e vi sarà dato. Se non chiediamo, lui aspetta sempre. Ma la gente non si ricorda più che Gesù Cristo è lì. Quando abbiamo qualche problema grave, anche malattie gravi, andate in chiesa e parlate a Lui, ma bisogna parlare. Gesù ti voglio bene, Gesù ti amo, Gesù guariscimi, Gesù liberami. Tutte queste cose bisogna umiliarsi davanti al Signore, questo bisogna fare. E il Signore vede la tua carità, il tuo amore e ti guarisce e ti libera. Però bisogna pregare con il cuore, mi raccomando. Bene? Mi fermo qui. Ricordo settimana prossima siamo chiusi, lo studio è chiuso. Ci sono solo le funzioni aperte, si può venire per le funzioni, quando volete per le funzioni è sempre aperto, anche perché devono venire i periti e io devo stare tutta la giornata con i periti a verificare i lavori, quanto costa, eccetera, eccetera, devono fare tutte le perizie, devono venire il perito della banca anche a vedere, a verificare i danni, eccetera, eccetera. Perciò questa settimana qui sarò impegnato. Allora l'associazione rimane aperta solo per le funzioni, venite alle funzioni, va bene? Unite in preghiera a tutti, buona serata a tutti.